naufragio. Passi, ma anche con sto negro qua. Pazienza. Aiuto? Aiuto? No, dico, aiuto! Arrivo. Aiuto! Arrivo. Oh. Ma signora mia, un poco di pazienza in questa situazione pure ci vorrebbe. O no? Come impervio. Aia. Faccia attenzione, signora, che il terreno è un poco accidentato. E forse è meglio che ci vado io a dare un'occhiata all'intorno. Se mi vuole aspettare qua. No, proprio no, Gennarino. Per carità, guardi, che poi lei magari si perde e non mi trova neanche più. No, preferisco venirci anch'io, carino. Beh, tanto troveremo pure una casa, un albergo, una strada, una superstrada, un motel. Oh, Madonna. Finalmente questo incubo è finito. C'ho una voglia di un caffè? Freddo, Ehi, quel caffè! Ho paura che sarà un po' difficile. Cosa? Non si sente! Quel caffè! Ho paura che non sarà tanto facile. Perché? Trattasi di isolotto, deserto e selvatico. Ma come deserto, scusi! Non c'è niente. Non si vede nessuno. Ma non è possibile, ma che scemenza! Ma scusi, ma siamo mica il mare del sud, Siamo in pieno Mediterraneo! Non è possibile! No, perché dico, un poverazzo che ha da sopportare. E poi arriva un momento che si caga un cazzo, o no? Vigliacco d'un immaturo! Prova di sottoproletariato, Si è montato la testa quello lì! Chissà che cosa crede di fare, chissà! È finito, Gennarino. Bottana, gioia. Ora per te, sono cazzo da cagare. Africa, Etiopia, Negus, Ora ci divertiamo, signora Pangetti. Sono minchia mare. La rivolta dello schiavo fa! La preda della Vastiglia, capito? Bagascia, sguardina, prostituta e cocò. Spartacus! Sto stronzo! Tu guarda che situazione, sto capone del cavolo! Ehi. Ehi, de casa, c'è nessuno? O non c'è nessuno? Non c'è nessuno. E chi ci può essere in questa terra abbandonata da Dio e dagli uomini? Tu ci sei. E quando mai manca Cristo in croce? E questo è peggio della Coca-Cola. Guarda. Credo da pesce. Lotta. Non c'è niente. Non c'è sta niente. Va bene, va.
sappia che lei è un miserabile, ecco. Carogna d'un vigliacco. Faccia come crede lei, ma se ne pentirà, no, perché ci deve essere una legge, Mi la mandi in galera, mancata assistenza, qualcosa del genere, insomma. Star lì a mangiare, lasciando digiuno gli altri. Già, ma bisogna riflettere che se ci stava una legge di questo genere stavano in galera tutti i ricchi del mondo. Ma siccome questa legge non c'è in galera, ci stanno solo i poveri. Comunista del cazzo! E approfittando che peggio di Hitler diventano. Quel Brünnegger lì, che si aspetta che io vada là a chiedere e supplicare, ha proprio frainteso, non ha capito, perché piuttosto mi lascio morire di fame, guarda, giuro, morire di fame, mi venda quel pesce. Glielo pago quello che vuole. Ma cos'è? Non hai capito? Ah, ma fa anche finta di non sentire adesso. No, guardi, scusi, va bene che è una carogna, ma non mi vorrà mica far morire di fame davvero, No, guardi, va bene. Siamo logici, Lei ha il coltello dalla parte del manico. Quanto vuole per quel pesce? 100.000, 200.000? Ma che cavolo vuole per quel pesce che c'ha lì? Senta, guardi, basta con questo scherzo. Sta un piantino esagerando, no? Mi sento male, mi sento. Mi sono anche fatta male a un piede, sa? Ce lo pago, 500.000, carogna! E continua a insultare, lo so, è brutto stare da sotto. Però c'è un particolare. Che io questo pesce non lo vendo. Ma perché? Perché ora ho deciso di fare come fate voi altri. Noi altre cose, scusi. Sì signore, come fate voi altri quando bruciate le mele e le arance per tenere alti i prezzi? Perché? Voi oggi non fate così, no? Assassino! No. Io sono ignorante e incompetente, figlia mia. Gli assassini bravi, organizzati. Voi siete. Anche le mie sigarette mi fuma! Sto ladro! Tu le buttaste o non le buttaste? Chi d'Arragosta non mi sapeva di granché. Comunque, stammi bene a sentire, femmina. Lezione numero 1. Danaro per comprare chi stupisce. Non ce n'è. Se te lo vuoi comprare questo pesce te lo devi guadagnare. Mi spiego? Lavami mutanda! Dai! Ecco qua. Meglio di così proprio non vengono, Oh. Senta, guardi. Mi sento male, mi sento. Mi dia quel pesce, su. Non te lo meriteresti. Comunque si chiede per piacere e per cortesia. Per piacere e per cortesia, Gennarino, su. Com'è? Gennarino. Signor Caronghio. Signor Caronchio! Signor Caronghio, certo, giusto. Ecco tu pesce. Guardi, tutto questo è ridicolo, È anche vile.
Ma da un'altra parte io qua ce l'ho la lavatrice, signora, non ce l'ho la lavatrice. E allora qualcuno me la deve lavare i mutanni. Donna Zaffaella non l'aveva lavate mai i mutanni, perché era stata sempre di sopra. Ma dov'è che va adesso? Senta, guardi, mi aspetti, mi sono anche fatto male un piede anche, eh? E ora che si giova di sotto, a donna Raffaella ci tocca imparare a lavare i mutanni. Mi aspetti? Ma il lavoro è nobile dall'uomo, e a maggior ragione nobile dalla signora femmina. Signor Carunchio? Guardi, io non capisco perché lei non mi vuole aiutare. Mi sono fatta male un piede, guardi. Signor Carunchio? Senta, mi aspetti, mi sono fatta male un piede. Ma dov'è che va? Senta, guardi, sia gentile per cortesia. Ma perché gli ho preso così? Ma si rende conto? Sono zoppa. La chiamo per cognome, non mi risponde. Allora è veramente un cafone. Dove va adesso? Mi ascolti? Ma c'è una casa? Oh, ma che meraviglia. Beh, allora questa qua è un'altra cosa, eh. Mi aspetti? Almeno non si rimane all'addiaccio. Ma che cos'è che fa? Ma scusi, ma mi lascia fuori. Guardi, sta diventando anche buio, c'ho freddo. Senta, mi fa prendere un malanno. Sia gentile, signor Carunchio. Maria, caffè. Ah! Oddio, che schifo! Oh, mamma. Ma che gusto c'è a tormentare così una poveraccia? Poveraccia. Poveraccia sei tu, eh? Va bene, ricaccia! Avanti, andiamo a lavorare. Hai capito? Perché chi non lavora non mangia. Vai a pulire là dentro. Oh, madre, ma scusi, ma non ho ancora finito questo gioco di massacro. Ma perché gli ha preso così? Non è abbastanza un disastro questa scemenza che ci è capitata, ma perché farmele pagare tutte a me le rivendicazioni sociali e le ingiustizie della vita? Che cos'è che ci guadagna poi, scusi? Quando ci verranno a recuperare, se lei sarà gentile, io le sarò grata, lei non si pentirà. Ma insomma, guardi, adesso basta con questa storia, eh? E che te lo dice che ci faranno a salvare? Eccola. Che te siete, no? Ma perché, scusi, ho lavorato, no? Come diceva lei, me lo sono guadagnato, eh. In piedi. Voglio essere servito io. Tu mi invitaste mai a sedere a tavola sullo yacht, no, eh? E adesso voglio essere servito io. Una volta per uno, eh? Non fa male a nessuno. O no? Stilla! Non fuggi! Non scappi! Caffè cosa?
Vai a provare per tutto. No! No! No, hai i capelli, no! Capelli, no, lascia! I cauci nei minchioni, dai! Hai capito? La signora! E io a calcio nel culo ti prendo! Brutta puttana! Piano socialdemocratica! Basta! Basta, lo dico io! La festa va ancora! Cominciare! Vieni qui! Bianco! Verde! Schifoso! Schifoso! Vieni qui! Basta! Schifoso! Mi lasci! Ma non l'hai capito che l'hai a pagare per tutto? Mi lasci il paio! Ma perché vuole pagare tutte le giustizie della vita? Mi lasci il paio! È una fissa, eh! La festa di tua sorella! Mostro! Guarda via, mostro! Pagare per tutto! Guardi! Mi arrendo! Ti arrendi? Troppo comodo, cara! Guardi! C'è anche un bucone! Aia! Questo è per la crisi economica in cui ci precipitaste a non pagare le tasse e a portare i soldi alla Svizzera, te e gli altri copartieri. Ma cosa c'entro io? Questo è per gli ospedali, che un poverazzo non ci riesce a entrare mai, che magari è meglio perché se c'entra, amore. Ma perché farmi pagare tu me? Sono io la colpevole di tutti i mali del mondo, Sì, E questo è per l'aumento della carne, del parmigiano, delle tariffe filotramviarie del CIAN e l'aumento della benzina. Sento male. Questo è per l'aumento dell'olio e per la cassa integrazione. Per i programmi della TV. Questo è per l'IVA e per l'una tanto. E questo perché ci avete fatto venire paura anche dei campari. No! Io mi sento come quel coniglio. L'hai ucciso.
signora Pangetti, questa faccia di soddisfazione sullo yacht. Non ce l'avevi. Aiuto! Signor Carunchio! Signor Carunchio! Caggiave! Io ti amo! Signor Carunchio, io ti amo! È arrivato uno yacht e io non l'ho chiamato. Anzi, mi sono nascosto e ho aspettato che se ne andasse. Tu sei pazza. Sì, completamente pazza di te, amore. Davvero stravolta, una specie di sogno, una pazzia, ma sono mica mai stata così bene. Non voglio che finisca, ecco. Ti amo. Vieni qua. Tu te lo devi mettere bene in testa una volta per tutte che le decisioni le prendo io e solamente io. E non si scherza. Miau. Fatto male. Ma adesso ti è passato, sì? Non ti è passato? No. Ah, non ti è passato. No. Fatto male. Allora vieni qua, che adesso ti faccio un poco del bene. Tu sei l'uomo come doveva essere nella natura, prima che tutto si deformasse. Oh, amore, il primo. È vero, sai? Avresti dovuto essere tu. Il primo. Non ti dare arie di superiorità. Solo uno sguardo io vidi degno di questa. Era un bambino annoiato ad una festa. Dice che, ma che stupadaggine vai dicendo? Ma imparati a cucire piuttosto. È una poesia bellissima, che assomiglia a te. Minchiate. Ma che ora ricominciamo a parlare difficile, eh? Quando cominci a parlare che non ti capisco. Io non mi fido, figuriamoci. E che si fida di una femmina? Femmina? Ma sono mica più una femmina qualsiasi ormai. Sono la tua. Queste sono belle parole. E se non facevamo naufragio? Come stavamo io e te, Io de sotto e te de sopra. Io poveraccio nero e te riccaccia bianca. Io non te passavo neanche per la testa. Tu facevi la signora e io una specie di sottoschifo di cameriere. E ognuno a posto suo, Come sei ingiusto? Non capivo mica niente io. Non ho mai amato nessuno prima in vita Ma che, mia. ci raccontiamo le favole? Noi due siamo una cosa che c'è solamente perché stiamo qua e basta. Passione disperata qua. La vorrei proprio vedere. La signora Pangetti passeggiare con questo terrone vicino a Milano. Provatelo un po' a immaginare. Quando ne rimarrebbe da tanto amore. Forse temerei anche di più. Di più. Allora mentisti a dirmi che il tuo era amore completo. Attenzione a conservare la massima precisione quando fai certe dichiarazioni e non dire bugie. Perché io se m'ingazzo, t'ammazzo. Ma ammazzi? T'ammazzo. Ci sposiamo? No, Eh? questa è roba di tuo marito. Ah. Voglio una cosa tua. Voglio questo.
Ah, l'orecchino, sì, sì, sì. Sì. Ah, io. Te lo metto io, eh? Aspetta, eh? Ecco. Bar Lancaster nel corsario dell'Isola Verde. Sì.